stagione importante, una stagione dove Athletic ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso a inizio anno, quello di eccellere nel futsal e nel calcio. Credo che, non ho fatto indagini, però credo di poter dire che sicuramente a livello regionale, ma probabilmente anche a livello nazionale, sia un record, cioè un triplete di squadre seniores, perché poi se vogliamo farla completa c'è l'Under 19 di calcio a 11 che con il grande mister Pippo D'Angelo ha vinto pure loro il titolo regionale, quindi diciamo che 4 titoli in un anno raramente si è visto, 3 titoli di prime squadre seniores, credo che in Italia non sia mai stato. Athletic quest'anno ha fatto bene, merito di una grandissima società, di una grande progettualità nel futsal. Tutto parte nel 2023 quando vengo contattato da Michele Lovalvo e Gaetano Conte e mi sono rimesso in gioco, anche se ero fuori da diversi anni. Non è stato facile perché bisogna rimodularsi col futsal moderno. Ho messo la mia esperienza di campionati di alti livelli, però il merito è tutto e non sono assolutamente così, non faccio complimenti tanto per farli, il merito è dello staff che è stato incredibile. Mister Miosi, preparatore atletico Brandi, preparatore portieri Romeo, i dirigenti tutti, non li cito tutti perché sono veramente tanti, hanno dato una mano incredibile, sono stati per me motivo di orgoglio e motivo anche di stimolo, perché nei momenti in cui durante la stagione magari ti vengono un pochino meno le forze, un pochino meno la voglia, vedere quella gran voglia che avevano loro, quella dedizione incredibile ai giocatori che hanno messo tutto l'anno, sono stati per me gli stimoli di non mollare, e ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine abbiamo vinto. Rammarici? Ma se c'è qualche rammarico non avere vinto la Coppa Italia, la Coppa Italia è venuta in un momento in cui la squadra non stava bene, è stato in un momento sbagliato. Questo ci deve ricordare che vincere non è mai facile, perché vincere è difficile, si devono anellare tutte le caselle al loro posto, tutte al momento giusto. La femminile, che dire, ragazzi eccezionali, mister Lo Piccolo è riuscito a adattarsi a un mondo non suo, che è diventato oramai prepotentemente suo, con l'aiuto di Luca, di Rossella, di Rita, dirigenti incredibili, Luca assolutamente suo fido scudiero, ma ragazzi eccezionali che hanno dominato tutto il campionato siciliano, hanno dominato pure una buona parte della Coppa Italia nazionale, sono arrivati a un passo dalla finale nazionale, ragazzi eccezionali che meritano ben altri palcoscenici. Questi Athletic, noi del futsal abbiamo messo la nostra parte, adesso aspettiamo che ci dica cosa fa la proprietà per progettare un'altra bella stagione. Riccardo Romeo si allontana per modo di dire da Athletic, cioè il suo impegno viene meno per qualche mese perché sua moglie è in dolce attesa, preferisce dedicarsi alla famiglia come il lavoro viene davanti a tutto, quindi si fa un leggero passo indietro, ma sa bene che appena ci sarà la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio, rientrerà alla grande in Athletic, ma un'assenza viene colmata da un'assenza di una persona, grande persona, viene colmata da un'altra grande persona e grande professionista. Entra con noi Piero Marsala, che ha collaborato con me a Bagheria, a Sant'Isidoro, sia nel calcio che nel calcio a 5. Piero è una persona incredibilmente preparata, tra altre cose con un grandissimo rapporto con Riccardo, per cui il passaggio di consegne sarà assolutamente indolore. E chissà, magari vediamo, perché il mio obiettivo, prima di pensare all'organico, e ci stiamo pensando, è rafforzare lo staff. Tutti sanno l'amicizia che mi lega a Riccardo Scardina, tutti sanno l'amicizia che mi lega a Marco Mineo, li sto cercando di coinvolgere nel progetto Athletic, vediamo se riesco a convolgerli bene, sarò più forte come staff, e per me lo staff non è altro che l'architrave di un progetto di qualunque tipo. Poi i giocatori si possono prendere più o meno forti, le stagioni si possono più o meno fare bene, ma quando c'hai uno staff forte come l'ho avuto io quest'anno e come spero con De Puntelli lo avrò ulteriormente il prossimo anno, si potrà fare bene pure in Serie B. Cominciamo dalla femminile, perché la mia menzione va a Totò e Luca Lo Piccolo, che sono riusciti a dare a questa squadra un'identità incredibile, a ragazze già di sé
molto forti, sono riusciti è riuscito a plasmarle e a farle diventare una squadra fortissima. Quest'anno ho ricevuto i complimenti da tutte le squadre nazionali che abbiamo incontrato, dal presidente nazionale Castiglia, era un piacere vederle giocare. E è giusto che debba anche citare Rossella Di Maggio, grandissima, grandissima Rossella, che è stata veramente il trade union tra la proprietà, la direzione generale e la squadra. A Rossella vanno già fatto di persona, mi fa piacere dirlo pubblicamente, i complimenti di essere stata incredibile nel tenere questa squadra composta fino all'obiettivo finale, che è stata la vittoria da gira del campionato regionale. Maschile sono due momenti topici della stagione. Il primo, quando tra novembre e dicembre perdiamo metà squadra, o perlomeno dei leader importanti come Barcellona, Sanchez, Tubè, Nilmar, per infortunio o squalifiche. Sanchez, spagnolo incredibile, un ragazzo incredibile che purtroppo non ha potuto dimostrare quanto vale per un infortunio importante al ginocchio. Perdendo Tuvè, Nilmar, Barcellona e Sanchez, ripeto, per svariati motivi, qualunque squadra sarebbe crollata. Là lo staff è stato importante, là i ragazzi sono stati incredibili, che sono rimasti incollati a Palermo Calcio a 5. Quando è passata un po' la buriana, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno. Il secondo punto è stato una grandissima società che mi ha permesso, nel mercato di riparazione, come viene chiamato comunemente, tra dicembre e gennaio, di rinforzare la squadra proprio nei ruoli dove abbiamo avuto problemi per quelle defezioni di cui parlavo. E quindi arriva Nivaldo, giocatore incredibile della 1 polacca, arriva Orlando, incredibile il ragazzo proveniente dal Villaura, arriva Saviano dal Palermo Calcio a 5, arrivano Baucini e Pitarresi svincolati dal 3M. Capisci bene che è una società che prende 5 persone in un mercato di riparazione, ripeto, abbiamo cambiato volta alla squadra, siamo riusciti a colmare quelle lacune che per gli infortuni avevano creato nel girone d'andata. Questi due momenti per me sono stati momenti topici della stagione e che poi hanno creato quell'incredibile filotto di risultati, 15 vittorie e un pareggio su 16 partite, che hanno portato alla vittoria finale. Athletic nel 2023 mi chiama: Rosario, vogliamo un settore futsal importante. Importante che significa? Significa che devi mirare a vincere. Poi non sempre si può vincere, perché la palla è rotonda e perché, come dicevo prima, per vincere tutti i tasselli devono andare al loro posto tutti insieme, e non è facile. Ripetersi è ancora più difficile, e noi ci proviamo il prossimo anno. Non diciamo da neopromosse, sia nel girone B che nel girone, chiedo scusa, sia nel femminile che nel maschile, non abbiamo progettato una squadra per fare il doppio salto di categoria, però la società è Athletic, noi dobbiamo fare bene, perché abbiamo un nome alle spalle, un prestigio importante, una società conosciuta su tutto il settore nazionale, si sta organizzando e strutturando a livello dirigenziale in maniera importante, e quindi, ricordandoci che siamo Athletic, dobbiamo portare avanti questo progetto. Dove possiamo arrivare, Francesco, non lo so. So che la voglia è tanta, la società dietro ci dà sempre carta bianca. Questa fiducia del presidente Conte ci responsabilizza in maniera importante, perché dobbiamo ripagare questa fiducia con i risultati. Per cui il detto vincere aiuta a vincere, assolutamente sì.